Siamo nella città più bella del mondo, a bordo del mezzo di trasporto unico al mondo. Noi siamo Carlo e Giorgio e ad ogni puntata incontreremo un ospite diverso, per ora solo in collegamento. Chiacchierando insieme a lui in giro per i canali, scopriremo qualcosa in più di lui e di questa città. L'ospite di oggi è un'attrice, un lungo curriculum teatrale e ora volto noto della TV grazie a una fiction di successo. Siete curiosi? Scopriamo insieme Chi monta in gondola. Sigla! Buonasera! Avete visto che effetto, amici? Sotto il ponte di Rialto. Siamo sotto il ponte di Rialto. E con questo spettacolare scenario, scusate, ma abbiamo detto noi a maggio, giriamole a maggio queste puntate, che sarà un sole stupendo, delle serate stupende, 2 volte pioggia. Vabbè, quindi con questo meraviglioso scenario, amici, oggi monta in gondola con noi, con i suoi meravigliosi e profondi occhi azzurri, un'attrice bravissima e straordinaria, Marta Richeldi. Buonasera Marta! Ciao! Ciao Carlo, ciao Giorgio! Grazie per aver accettato il nostro invito! Ma si ondeggia qui, Sì, un piacere! Un po' si ondeggia. Venire in gondola con voi, si ondeggia? Si ondeggia un po'. Senti, tu testimoni il fatto che sono le ore 18:30, vero? E siamo in diretta, vero? Perfetto. Senti, 18:31 fa il mio computer. Che cosa stavi facendo nel frattempo lì a casa? Mentre ci aspettavi? Svelaci un po'. Allora, stasera c'è la serata con mio figlio, piadina serata, per cui stavo iniziando a preparare tutti gli ingredienti per la piadina. Sì. Ottimo. Film e piadina, così è una serata di sollazzo in famiglia. Marta, tu avrai fatto interviste di tutti i tipi, ma ti era mai capitato di fare un'intervista in gondola? Ma no, meglio di così. Ma cosa si può volere di più? In gondola, nella città poi con più una bella serata del così, mondo. Ma soprattutto, con una serata. Tu hai lavorato con Alessandro Gasman, hai lavorato con James Ivory, con Ronconi, con Servillo. Ma che cos'è andato storto che ti ritrovi qui in gondola con Carlo e Giorgio? No, hai sbagliato. Qui siamo all'apice, il climax della mia carriera. Grazie, insomma, grazie. Sì, assolutamente. In gondola nella città più bella del mondo, con 2 comici di straordinario talento, che posso volere di più, sì o no? Grazie, ti ringraziamo. Guarda, ma siamo davvero emozionati perché questa volta, questa puntata abbiamo ospite una donna e tu sai, forse non tutti sanno che Venezia è donna, perché tutti sono abituati ad associare Venezia al leone oppure a San Marco, e invece Venezia è donna. Per esempio, se si va a Palazzo Ducale, quei meravigliosi tondi che ci sono sul soffitto della sala del Maggior Consiglio raffigurano magari il doge che dialoga con una donna. Questa donna è Venezia e quindi tu oggi per noi sei la nostra Venezia. Cosa straordinaria. Ma che magnifico. Ma infatti probabilmente non a caso Casanova l'ha scelta come città Venezia. Sapeva che l'elemento femminile è importantissimo. Senti, nel frattempo io avviso te, avviso il pubblico che ci sta vedendo da casa,
che potrebbe succedere che durante il percorso il nostro gondoliere Sebastiano, ammazza i gondolieri, si mette a dire magari qualche frase, qualche parola che sembra un po' strana, tipo premando, stagando. Ecco, in realtà non sta dicendo, non è impazzito, sta parlando con i propri colleghi o con gli altri natanti e indica dov'è. Dice sono qua, sto giro andando a destra, sto giro andando a a sinistra. Okay. Esatto. Perché no, lo diciamo perché è una curiosità, perché a Venezia ovviamente non c'è la segnaletica stradale delle altre città. Esatto. Senti Marta, la tua popolarità adesso è esplosa con questa fiction TV Il Paradiso delle Signore. Ci puoi raccontare? Avevo voglia di approfondire un altro linguaggio rispetto a quello teatrale, che era un po' casa, e quindi è capitata questa, diciamo, di fare questa avventura che è durata ben 2 anni e mezzo, che mi ha visto fare come una matta da pendolare tra Venezia e Roma. Ormai andavo a Roma come andare a prendere il pane, insomma, e ho fatto questo personaggio molto discusso, pieno di contraddizioni, un po' cattiva all'inizio e poi è diventata buona, e poi insomma è diventata anche un'eroina, perché ha permesso al marito fetigrafo di fuggire con la sua amante, per cui voglio dire quasi una santa. Ecco, ho fatto Silvia Cattaneo ed è stato in questa fiction daily, Il Paradiso delle Signore su Rai 1. È stata una bella avventura con un bellissimo gruppo, devo dire, perché i risultati si ottengono sempre insieme. Beh, voi lo sapete, insomma. Chi meglio di voi? Ma Marta, ma senti una curiosità, interpretando appunto Silvia Cattaneo a cavallo tra gli anni 50 e 60, ecco, hai trovato delle differenze o delle analogie con una donna di adesso, ecco, del nostro tempo? Sai, a quell'epoca molte meno donne lavoravano. Il mio personaggio aveva rinunciato alla sua carriera per seguire la famiglia, era un'ottima madre, casalinga, eccetera. E quindi, diciamo, la sua libertà nel decidere anche a un certo punto allora il divorzio non c'era ancora, ma di lasciare andare il marito, di fare una vita da sola, era molto più limitata rispetto a quella che ha una donna oggi. Proprio l'organizzazione familiare lo è molto importante anche oggi, però all'epoca era fondamentale. Le donne non avevano la libertà di ricrearsi una vita e di essere indipendenti come ce l'hanno oggi. Questa è stata una grande differenza, insomma, fra me e Silvia, ecco. Infatti quello che ci sfugge a volte, a me sfugge personalmente, è che a volte oggi noi diamo per scontati l'acquisizione di alcuni diritti che invece sono stati conquistati solo di recente. Tu hai una lunga carriera teatrale alle spalle, lo accennavi prima, ma hai anche delle esperienze al cinema, no? Ad esempio parlavamo James Ivory, per esempio, sei stato con Elio Germano, per esempio. Un po' ripeto, lo accennavi, ma per te è più una sfida, è più stimolante recitare a teatro o per il cinema? Il tipo di concentrazione, di attenzione, il lavoro dell'attore è lo stesso. Naturalmente con il cinema si lavora molto di più sul controllo, sulle sfumature, ed è forse più possibile accedere ad un'interiorità, perché la telecamera permette di cogliere qualsiasi cosa accada ad un attore, no? Nel teatro invece richiede una prossemica molto più ampia. È vero che al cinema tu sai che puoi rifarla, e al teatro no, se sbagli davanti a centinaia di persone. Noi a questo punto di solito facciamo un test di venezianità ai nostri ospiti, ma tu sei già veneziana
e sei Ha messo attrice. Veneta Siamo dentro. nella città di Carlo Goldoni. Noi qualche anno fa abbiamo fatto uno spettacolo che era un omaggio a Carlo Goldoni. A questo dai. punto, se noi ti diciamo una cosa, ti facciamo una domanda e ti diciamo che commedia è questa, ascolta un secondo. Ecco, allora, Ah, mamma mia, un'interrogazione. L'attore che entra, l'attore che entra nella parte, eccolo qua. Questo permesso di offrirgli a Succa Baruca è mia novizia. Ma non ti fa squartare! Le Lucietta della mia novizia e non voglio che nessuno che stente, non voglio. Sto giocare che ti devo tante peare, quante che te ne faccia. Sangue di un bisato! Ah, ma anche con l'accento quello giusto lo fate, bravissimi. Lo conosco perché l'ho fatto. Le Allora secondo te che commedia? La conosco perché l'ho le baruffe fatta. che Sono le baruffe E infatti chiosotte. tu hai fatto le baruffe chiosotte per la regia di Paolo Valerio. Esatto. ti do la battuta. Allora, nel frattempo, mentre fate mente locale, noi per il pubblico a casa diremo questa, che Goldoni ha fatto l'avvocato per qualche anno a Chioggia, è uno spirito come lui, di fronte alla personalità sanguigna di Chiogiotti non poteva non creare qualcosa. E la commedia parla di una cosa gravissima, che un pescatore ha regalato un pezzo di zucca barucca, ecco, alla fidanzata di quell'altro. Ed è una storia di appunto di gelosia e pettegolezzo. Ecco. Qua ci sono le due comari, Lucietta e Pasqua, che si trovano e Pasqua dice a Lucietta: allora siete pronti? Sì, prego. Cara cugnada, noi altre femmine siamo fatte così, se non parlemo crepemo. Oh, non voleva parlare e non mi potesto tenere. Mi veniva le parole alla bocca, provava a ingiotire e mi soffegava. Da una reccia e mi diceva tasi, dall'altra e diceva parla. O sarà la reccia del tasi, o slargà la reccia del parla e o parlà fino a che non potesto. Adesso. Allora, Adesso. Questa cara Marta, è la barchetta dei sogni. Ecco. Wow. Allora, ecco. Allora la domanda è: c'è un progetto, un sogno che tu serbi nel cassetto e che sogni di poter realizzare appena sarà possibile? Beh, sì, io di sogni personali ne ho tanti, e magari riguardano anche il cinema, un film in costume, però posso fare un sogno che non è solo per me, ma è per tutta la nostra categoria in questo momento di difficoltà. Certo, assolutamente. Quello che sogno è che naturalmente so che dopo tutto quello che è successo non è solo la nostra categoria che è in difficoltà, ma ce ne sono tante altre. Io conosco questa, parlo per questa, per tutti quelli che ci mettono la faccia, come voi, come me, e anche per chi sta dietro, che possa fare il proprio mestiere con tranquillità, con serenità e che possa veramente lavorare con gioia e con continuità da oggi ancora più di prima. Sì, però comunque questa è allora la barchetta dei sogni, la barchetta del sogno di Marta, noi la consegniamo e con un simbolico, guarda, come il Doge quando faceva lo sposalizio col mare nel giorno della Sensa, che è caduto ieri, però verrà festeggiato domenica. Noi affidiamo al mare il sogno di Marta e di noi tutti. Bellissimo, che parte da Venezia. Eccolo certo. Qua. Evviva! Evviva! Senti, ma Marta, proprio in quest'ora qua, che sarebbe l'ora del tramonto, ma se tu potessi essere in gondola adesso con qualcuno, con chi vorresti essere? Ma
la risposta è evidente, con Carlo e Giorgio. Diplomatica. E scusami, e che musica, che canzone farebbe da colonna sonora a questo momento? Beh, io so spesso, ma dai, andiamo sul classico, un bel Vivaldi, che non si sbaglia mai. Via. Un bel Vivaldi che non si sbaglia mai. Senti Marta, visto che stai svicolando la cosa qua, per essere un po' più, per mettere un po' più di pepe, dai, se dovessi scegliere con che attore vorresti essere in gondola adesso? Oh, dai. Cose da verissimo. Sbilanciati, signorini, ecco. Esatto. Ma italiano o straniero? No, spara alto, dove vuoi, spara altissimo. Johnny Depp! Johnny Depp! Che tra l'altro Johnny Depp ha pure fatto The Tourist a Venezia. The Tourist! E allora Marta, noi stiamo tornando verso lo stazio dove la gondola si riposerà, ecco, e avremmo finito per oggi. Però noi, è stata difficile un po' con la pioggia, il collegamento, ma noi ci siamo comunque stati talmente bene, siamo entrati talmente in confidenza con te che vorremmo salutarci, ecco, alla maniera veneziana, come si salutano tutti i veneziani. E cioè adesso noi ti diciamo ciao Marta e tu dirai ciao Fioi, ok? Certo! Dai! Bene, allora, grazie Marta per essere stata con noi. Ciao Marta! Ciao Marta! Ciao Fioi! Ciao! Grazie! Un bacio, grazie mille Marta. Grazie, in bocca al lupo per tutte le tue cose. Ciao! Ciao! Amici, abbiamo finito questa puntata di Chi monta in gondola, anche oggi bagnata, anche oggi fortunata, ma noi teniamo duro. Tra le difficoltà della pioggia, che è un vaporetto qua, ma il problema è il collegamento col tempo atmosferico. Certo. Ci sarà, perché hai detto il giorno dell'assenza, io non vorrei dire, il proverbio dice: se piove il giorno dell'assenza, per 40 giorni non restiamo senza. Ecco, vabbè. Insomma, è stato bellissimo, ragazzi. Noi continueremo ogni settimana ad incontrare cantanti, attori, gente del mondo dello spettacolo e non solo, per conoscere qualcosa un po' più di loro e del loro rapporto con questa città. Ecco. Potete seguirci su YouTube e su Facebook, dove potete trovare poi anche successivamente la puntata da linkare o swipe, condividere con i vostri amici. Condividete. E noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, alla prossima puntata, per scoprire insieme chi monta in gondola. Ciao! Ciao.